Celebriamo San Marco come patrono di Venezia e certamente è un riferimento per le nostre terre venete ed è un riferimento per il suo Vangelo e la sua testimonianza. E quindi il primo compito per noi è quello di avere la capacità di trasmettere il Vangelo in questo nostro tempo alle nuove generazioni. Certamente anche l'organizzazione sociale ha le sue problematiche, la Chiesa le segue con attenzione, il progetto di autonomia deve, a mio avviso, essere fortemente coniugato con l'attenzione soprattutto ai più deboli, a chi è più in difficoltà e a uno sguardo complessivo. Non può essere un'autonomia che è pensata nel senso della chiusura, quanto piuttosto di una capacità per crescere, ecco, coinvolgendo tutte le realtà e quindi con uno sguardo complessivo sul mondo che tiene conto sia di coloro che migrano, sia della custodia della terra e del creato, sia della necessità che tutti abbiano un lavoro, abbiano la salute e i diritti relativi alla salute, abbiano la possibilità di costruire una famiglia, di vivere in un'abitazione. Ecco, tutto questo possa essere realizzato tenendo conto appunto dell'insieme.